Allora, un grande piacere, un grande onore avere all'Hot Corner Marigrazia Cucinotta. Grazie. Come stai Marigrazia? Bene, guarda, è sempre un piacere ritornare a Venezia, poi tornare 30 anni dopo per il postino è un'emozione ancora più forte perché comunque sono passati 30 anni, sono volati. Veramente? Infatti volevo partire da lì. Che effetto ti fa tornare a 30 anni da quella mostra del 94? Massimo Troisi era scomparso da 3 mesi e il postino rimaneva l'ultima, no? Testimonianza. Non l'avevamo ancora visto, nessuno. Ah, tu l'hai visto qua? L'ho poi? visto per la prima volta la sera, poi durante la proiezione sono arrivata, logicamente siamo arrivati all'Excelsior, c'erano i giornalisti che erano chiusi in sala a vedere il postino in anteprima e nessuno sapeva chi fossi, quindi sono arrivata proprio come un ospite normale. E poi si è aperta la porta, sono usciti i giornalisti, hanno cominciato a dire ma lei è Beatrice, da quel momento è cambiata la mia vita, è cambiata veramente la mia vita. Senti ragazzi, che ricordo hai di quei giorni sul set con Massimo? Che ricordo ti tieni nel cuore? Tutti, perché è stato emozionante dal primo all'ultimo giorno, è stata un'emozione continua, è stata un'emozione finire il film, cioè lui aveva finito il film, noi avevamo ancora altre due scene da girare e perdere la persona alla quale io devo assolutamente tutto. È un po' la vita, no? Sì, che ti dà e ti toglie e allo stesso tempo tutto questo mi è servito per farmi restare con i piedi per terra perché è arrivato un successo talmente grande, talmente mondiale. Sì, perché poi il film andò anche agli Oscar, no? Andò agli Oscar, ma ebbe un successo mondiale. Ho girato tutto il mondo per promuoverlo e devo dire che ancora oggi vado in giro per il mondo e si parla del postino. È vero. Ovunque, non c'è un giorno della mia vita, devo dire, anche nei paesi dove, tipo la Cina, dove dici magari, magari non l'hanno visto, non esatto, l'hanno visto, invece è stato uno dei film più visti. Mi sorprende sempre, mi sorprende il fatto che sia ancora così vivo. È vero, che anche poi no, la cosa di Massimo. Ma che effetto ti fa rivedere il postino? L'hai rivisto spesso in questi 30 anni? No, non l'ho rivisto spesso, l'ho rivisto quest'anno e lo rivedrò stasera. E stasera lo rivedrò con occhio speciale perché stasera mi ritorneranno in mente tutto. Ho rivisto ieri sera per caso, ho googolato, ho detto ma com'era 30 anni fa? E mi sono rivista nelle fotografie e già anche quella è stata un'emozione forte. Mi sono rivista accanto a Philippe Noiret. Grandissimo Philippe Noiret. E Renato Scarpa, tutti coloro che sono praticamente volati via, sono degli angeli, quindi per me rappresentare questo film è è diventato un album di ricordi meraviglioso, ma poi soprattutto un continuo di emozioni. Le emozioni non invecchiano, questa è stata una grande lezione che mi ha dato il postino, le emozioni non invecchiano, anzi restano sempre lì e ritornano vive, come la magia del cinema, e fa ritornare vive le persone che non ci sono più. Forse si dovrebbero trasformare in degli ologrammi che tu magari riusciresti ad abbracciare, magari un domani la tecnologia riuscirà a farci riabbracciare le persone che non ci sono più. Senti, per chiudere Marigrazia, questa sera vedi il film e alla fine per magia appare Massimo, cosa gli diresti? Beh, non so se resterei senza parole, probabilmente resterei senza parole, ma di sicuro forse lo abbraccerei forte, 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 forte. Mi è mancato abbracciarlo per dirgli grazie. Grazie mille. Grazie a te.